ragazzi, è arrivata un po' di pioggia, ma come è arrivata, così subito è finita. In effetti neanche 2-3 minuti, ma nulla di che, proprio una cosa fine fine diciamo, nulla di che. Ci sono queste nuvole, però fa caldo ancora, non è che è cambiato chissà che. C'è questo nuvolone così grande, però a finale non è che ha fatto tutta quest'acqua. Il mare si vede perfettamente da qui, possiamo vedere anche le navi, eccole qua, le due navi qui sul mare. Questo è la lungomare. Però ragazzi, fa caldo lo stesso, non è cambiato. Ciao Annalu, non è cambiato nulla, ci sta questo nuvolone grande, sperando che piove un po' di più. Ha bagnato la mente un po' i tetti, ma nulla di che, quindi in effetti non è che ha fatto tutta questa. Ciao Domitilla, ciao pure a te. Quindi ragazzi, l'ha fatto ma per 5 minuti, non di più qua, perlomeno a Salerno. C'è questa nuvola qui che promette bene, però qua è tutto limpido, a parte quest'altra qui che però sembra innocua. Io spero che questa qua fa arrivare un po' d'acqua, un po' di freddo. E così dicono, speriamo, tutti quanti dicono domani piove, domani piove. Ma oramai non ci credo quasi più, ti giuro. Eppure l'ho visto il meteo, dice che piove, piove, però subito cambia, vedi? Mo stava una bella giornata, ma piove, poi esce il sole, non si capisce proprio più nulla. Vedi questo nuvolone qua, non fa una goccia d'acqua. Pensa un po', non fa una goccia d'acqua, che non so che deve fare per fare l'acqua qui. Pure il mare è sereno, perché da qui potete guardare le due navi, eccole qui, che stanno sulla lungomare di fronte. Questi sono gli aliscafi che vanno per Capri, Ischia e tutte queste località. Ah, hanno clonato anche a te oramai, qua clonano a tutti oramai. La signora è diventata un'esperta almeno. Quindi ragazzi, a Salerno perlomeno ha fatto due. Va bene, grazie, dopo controllo, sì, sì. Ciao Maria, ciao. Quindi ragazzi, il tempo, diciamo, ha fatto due gocce d'acqua e non nulla di più. Quindi è tornato di nuovo il sereno, almeno credo che poi incomincia a piovere. Sì, ma l'ha fatta per 5 minuti Maria, poi basta, non ho fatto nulla più. C'è questa nuvola qui, ma mi sa. Bravo, quello è peggio, ma adesso che ha fatto questa poca acqua, in effetti adesso fa più caldo, quindi era meglio se non lo faceva proprio. In Abruzzo fai attenzione che ci sta l'allerta arancione, oggi e domani, quindi massima attenzione, Abruzzo e Marche, quindi lì può improvvisamente diventare più forte. E non puoi fare nulla, Annalu. In effetti, se riesci a trovare il commento della signora che lo fa col tuo nome, vai sul suo commento e segnala. Fai il segnala come capì che ti ha copiato. Sì, sì, il primo sopra, sì. Quello là che non è tuo, vacci sopra con il dito e segnalalo. E dici che questa persona ti molesta, capì? Comunque ti escono varie opzioni e tu scegli quella giusta. Uè, Danny, tutto a posto, voglio. Sì, sì, tutto a posto. Ha fatto due gocce d'acqua e poi, ciucciù, è finita già la giostra qua. Quindi dopo lo sto anche su allerta arancione, devo controllare Afonso. Non lo so, no, poco fa stavo vicino al computer, non. Avevano detto lo stromboli che dovevano fare massima attenzione perché ci stava il rischio di diciamo, che poteva eruttare di nuovo e quindi avevano fatto già questo piano di evacuazione al porto. Questo avevo letto io. Vabbè, ciao Anna Luna.
Quindi vado a controllare, poi semmai faccio il video ragazzi sull'allerta arancione del Vesuvio. Non lo so, vi dico una bugia. Io poco fa giravo per terremoti, eruzioni, sembrava tutto tranquillo. Vabbè ragazzi, buona serata e semmai ci sentiamo più tardi con questo aggiornamento. Ora vado a vedere il Vesuvio e lo Stromboli che situazione sono. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi, dai. Buon sabato a tutti ragazzi.